Benvenuti napoliani. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre. Ho ancora un anno di contratto con il Napoli e non ho chiesto di essere ceduto. Sono un po' infastidito dal modo in cui alcuni media italiani hanno trattato la notizia. È stata tutta un'esagerazione. Non sono venuto in Belgio in vacanza. Volevo tornare al più presto in forma. In un'intervista al portale RTBF, Romelu Lukaku ha fatto il punto sul suo rapporto con il Napoli. 2 settimane prima della sosta per le nazionali, ha spiegato, alla fine di marzo, ho già sentito che qualcosa non andava. Questo mi dava fastidio perché di certo non sarei stato in grado di giocare bene per il Napoli in quelle condizioni. Così sono venuto in Belgio per fare una risonanza magnetica. Poi hanno scoperto altro, un sovraccarico muscolare. Ho chiamato la dirigenza per dire che sarei tornato non appena la situazione si fosse normalizzata. Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli, ha aggiunto l'attaccante belga, ora va tutto bene. Non c'è nessun problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto. Ho parlato anche con l'allenatore. Ne parlo spesso con mio figlio. Un giorno tornerò a casa, perché è lì che voglio stare con la mia famiglia. Ma non quest'estate. L'Anderlecht sa che voglio tornare a giocare dove tutto è iniziato, ma non sarà quest'anno. Lukaku ha poi spiegato la sua attuale condizione fisica in vista dei mondiali. Mi sento sempre meglio. Di recente, ha detto, abbiamo fatto dei test di velocità. Ho raggiunto i 35,5 km/h. Non ero così veloce da anni. L'unica cosa che mi manca sono le partite. Non affronto questo torneo con l'idea di essere titolare fin dall'inizio. O di giocare per un'ora. Pensarlo sarebbe folle. Farò tutto il possibile per essere pronto e, di sicuro, potrò dare il mio contributo alla squadra più avanti nel torneo. Non preoccupatevi, sarò in forma per la fase a gironi. Dopo questo mondiale, conclude, voglio ancora giocare almeno altri 2 grandi tornei. Ho ancora la stessa voglia. Mi prendo cura di me stesso per poter giocare a lungo. Voglio continuare fino al mondiale del 2030, quando avrò 37 anni. Dopodiché sarà tutto finito. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!